Salernitana 0, Napoli 2. Questo è il Napoli. Questo è il Napoli, ragazzi, ma non perché abbia fatto una partita così esagerata, incredibile. Giocava con la Salernitana, quindi con tutto il rispetto per i tifosi della Salernitana, però voglio, questi stanno messi male, ma male, voglio, veramente stanno messi male. Allora, perché io ti ho detto è il solito Napoli? Allora, il Napoli di quest'anno è questo qui, senza se, senza ma. Grande con le piccole, piccolo con le grandi. Questo è il Napoli. Aiù, questo è il Napoli. Questo è il Napoli. Oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione. Ne abbiamo avuto la dimostrazione. È bastato fare due accelerate nel primo tempo, 1-0. E poi che è successo? Gestione totale della partita. Questo è il Napoli. Aiù. Questo è il Napoli. Questo è il Napoli. 2-0, questo è il Napoli. Potremmo chiudere il video qui. Ragazzi, continuo a ribadire, questo è il Napoli, grande con le piccole e piccolo con le grandi. Poi Oglia dice, dai, facciamo questo 3-0, chiudiamolo, mi sa che in fuorigioco Simeone comunque, non lo so, Simeone che se lo caga a porta vuota, meno male è fuori gioco, meno male è fuori gioco. Meno male è fuori gioco e meno male che stavi già sul 2-0, meno male stavi già sul 2-0. Comunque, a parte questo, gol di Raspadori, terzo gol di fila, ragazzi, Raspadori è on fire, c'è poco da fare, Raspadori sta facendo vedere cose egregie in questo momento di campionato, dove ci manca Victor Osimhen, ragazzi. Però cioè, io non concepisco questa cosa. Tu segni, tu stai giocando bene. Finché non hai segnato hai giocato veramente bene, perché hai giocato veramente bene. Hai fatto l'1-0, basta. Mettiamoci ad attendere. Aspettiamo 10 minuti, ci mettiamo lì, ci facciamo e poi facciamo 2 o 3 ripartenze. Cioè, ragazzi, ma dove vogliamo andare? Tu se stasera oggi pomeriggio trovavi una squadra messa meglio in campo della Salernitana, tu la perdevi matematicamente, tu la perdevi, mo ci saranno i grandi youtuber qui su YouTube con 100.000 iscritti, grande Napoli, grande perché è nostro, cioè, e voi seguite pure questa gente, cioè, ragazzi, quello che sta in panchina è la rovina di questo Napoli, quello che sta in panchina è la rovina che tu guarda il secondo gol, parti da una ripartenza, perché ti eri abbassato in modo clamoroso, perché naturalmente se tu togli Kvara, tu ti abbassi matematicamente, ti abbassi, non c'è nulla da fare, non c'è nulla da fare, se tu togli Kvara ti vai ad abbassare, e si è visto, tu non riuscivi più a uscire da dietro, ai lanci lunghi stiamo giocando, ma di cosa vogliamo parlare? Eppure ce l'hai le idee, Cristi Dio, perché tu le idee ce le hai avute in questa partita. Ce le hai avute, ma le devi fare per 90 minuti, non per 15 minuti, 20 minuti. La partita dura 90 minuti. Ditelo a quell'essere che sta in panchina, però glielo dovete dire. Perché non è possibile, veramente non è possibile. Cioè, ragazzi, ma di sicuro ci saranno quelli che verranno a commentare e diranno ma tu non sei mai contento, ma tu di qua, ma tu di là. Ragazzi, ma voi vi divertite? Voi vi divertite a vedere questo Napoli? Voi l'aspettate tanto la partita del Napoli? Ditemelo voi nei commenti. Tu l'aspetti tutto come era l'anno scorso, 2 anni fa quando c'era Spalletti? Ma io non riesco a concepire una squadra talmente forte come il Napoli, che non ha un gioco. Giocatori messi alla cazzo di cane, uno di qua, uno di là. Cioè, Dio vede e provvede. Cioè, ragazzi, ma di cosa... Cioè, ve l'ho detto, qui c'è da salvare solo il risultato. Perché se tu trovavi una squadra organizzata oggi, tu non la vincevi. Punto. E è matematica la cosa, è matematica. È semplice. Comunque, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ragazzi, mi dispiace per lo sfogo, ma è così. Il Napoli quest'anno è così. Punto.